Avanti con l'accoglienza diffusa, ma soprattutto avanti con l'accoglienza. All'indomani dell'immane tragedia con l'ennesimo barcone inghiottito dal Mediterraneo e un numero imprecisato di vittime tra i migranti, al muro contro muro tentato dai sindaci, i prefetti del Veneto rispondono in modo fermo, provando ancora una volta la mediazione. A Venezia, disertato dai primi cittadini, il vertice convocato d'urgenza da Domenico Cuttaia, l'unico comune capoluogo presente con il suo sindaco è Belluno, con Jacopo Massaro. Il Veneto deve prepararsi ad accogliere in queste ore 700 persone, viene ribadito dai prefetti. 400 sono già arrivate, gli ultimi 50 migranti sono giunti a Venezia in mattinata. Parte resteranno nella provincia lagunare, parte sono stati smistati nelle restanti 6. L'accoglienza è un dovere, i sindaci risponderanno a questa responsabilità. Quello che chiediamo ai sindaci è di poter, proprio perché sono vicini al territorio, alle comunità, alle persone, ecco, di poter condividere questa impostazione. Ribadisce il prefetto che sinora questo modello non ha creato problemi né di sicurezza né di convivenza. Il Veneto ha una capacità di accoglienza, tabelle del Ministero dell'Interno alla mano, di 3.742 persone totali. Ne sono presenti 2.667, ne mancano 1.075. In queste ore ne stanno arrivando 700. Secondo il governatore Zaia, così non si può andare avanti. Ovviamente noi abbiamo detto di no, totalmente no, assolutamente c'è indisponibilità, visto e considerato che siamo una delle prime 3 regioni per l'incidenza di immigrati nel territorio. Il Ministero dell'Interno parla dei flussi di questi profughi, ma la verità è che noi abbiamo 514.000 immigrati che incidono più o meno sull'11% della popolazione, che vuol dire che siamo la terza regione d'Italia. Rincarano la dose i sindaci. Noi manifestiamo la nostra indisponibilità in questo momento a garantire la gestione di questo fenomeno, che devono essere cambiate le politiche nazionali ed internazionali, perché è ad un livello diverso che deve essere gestito il fenomeno. Noi siamo in serie difficoltà anche alla luce delle difficoltà economiche in cui versiamo. Non si sbilancia su ipotesi tendopoli il prefetto di Venezia, per ora non se ne parla comunque, nessuna intenzione di forzare la mano. Fino ad ora non si sono manifestate situazioni negative o che comunque possano alterare la convivenza civile, i livelli, gli alti, gli elevati livelli di convivenza civile nel territorio veneto.